Le suore Clarisse di Levi hanno sottoscritto la lettera inviata dalle sorelle a 62 monasteri ai presidenti Mattarella e Conte sul tema dei migranti. Anche il convento leivese è disponibile ad accogliere. Al via le asfaltature lungo la statale 225, si parte domani da San Colombano Certenoli e si proseguirà con Cicagna. Seguiti da ANAS, i lavori saranno gestiti da 2 imprese piemontesi. I lavagnesi rinsaldano il loro legame con la Madre di Gesù, grande partecipazione di fedeli alla processione con l'arca di Nostra Signora del Carmine. Ai piedi di Maria tante storie di devozione. Cauto ottimismo a Lavagna sulla torta dei Fieschi edizione 2019, Comune e Sestieri all'opera per risolvere i problemi organizzativi, dal reperimento del celebre dolce alle normative sulla sicurezza. Il Dragoon di Camogna approda al porto di Chiavari per celebrare il 50° insieme all'Associazione Amatori Palio che festeggia 60 anni. Si potrà visitare l'imbarcazione oggi sino alle 15. Buongiorno a tutti, ben arrivati ad una nuova edizione di Tigullio oggi che apriamo riprendendo una lettera sottoscritta dalle suore claustrali di 62 monasteri italiani affrontando il tema dell'accoglienza dei migranti. La missiva inviata ai presidenti Mattarella e Conte affronta l'argomento con il desiderio di fornire aiuto e non fomentare lo scontro. Tra i firmatari del documento ci sono anche le sorelle Clarisse di Levi e della Repubblica Centroafricana. Anche le Clarisse di Levi sono disponibili all'accoglienza dei migranti. La loro adesione era già arrivata in occasione del censimento delle strutture religiose della diocesi, pronte ad aderire al progetto di ospitalità. Un segno concreto che arriva dal monastero di Levi che, come altre sorelle Clarisse carmelitane sparse in tutta Italia, hanno sottoscritto la lettera inviata ai presidenti della Repubblica e del Consiglio. Nella missiva esprimono preoccupazione per il diffondersi in Italia di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta discriminazione nei confronti dei migranti e dei rifugiati. Vogliamo dare voce, si legge, a coloro che scappano da persecuzioni, guerre e carestie. Tramite Conte e Mattarella chiedono che le istituzioni governative si facciano garanti della loro dignità, contribuiscano a percorsi di integrazione e li tutelino dall'insorgere del razzismo e da una mentalità che li considera soltanto un ostacolo al benessere nazionale. Sono 62 i monasteri che hanno firmato il documento. Per la Liguria ci sono le Carmelitane Scalze di Savona, le Clarisse d'Imperia a Porto Maurizio, quelle di Sarzana e appunto quelle di Levi. L'altra cosa che ci stava molto a cuore era quella di dire una parola a favore dell'accoglienza che non fosse contro qualcuno, ma che fosse proprio a favore di questi fratelli e sorelle che noi sentiamo tali nel Signore, perché il clima un po' che si sta creando è quello di fazioni che si oppongono e questo a noi crea un po' di disagio, un po' di preoccupazione e anche sofferenza. Molti monasteri italiani, si legge ancora nella lettera aperta, si stanno interrogando su come contribuire concretamente all'accoglienza. Alcuni già stanno offrendo spazi e aiuti. Se per le Clarisse di Levi non è ancora andato in porto il progetto rifugiati, ma l'accoglienza avviene già in varie forme, come per donne in difficoltà o persone che necessitano di una sosta spirituale, non è detto che prima o poi non possa concretizzarsi. Noi abbiamo messo a disposizione una delle 2 foresterie e normalmente cerchiamo di averla pronta in qualunque momento. La lettera può essere ancora sottoscritta da laici e religiosi, basta inviare una mail all'indirizzo segreteria.sottoscrizione@gmail.com. Cambiamo ora argomento. ANAS ha programmato i lavori lungo le statali 523 e 225. In Val Fontanabuona si interverrà a fondo sui tratti di asfalto rovinato con cantieri mobili che prenderanno il via domani. Sulla strada di Centocroci prosegue la manutenzione della Galleria Madonna della Guardia. I dettagli nel servizio. Partiranno domani da San Colombano Certenoli i lavori di asfaltatura della statale 225 della Val Fontanabuona. Sarà un cantiere mobile che prenderà il via da Bavaggi per affrontare tutte le zone più ammalorate della lunga arteria fontanina. A spiegarlo i vertici di ANAS per la Liguria. Oggi è previsto l'arrivo dei mezzi, domani appunto il via ai lavori veri e propri. I tratti che saranno risistemati si trovano nei comuni di San Colombano Certenoli e di Cicagna fino alla località Ferrada. Nei tratti interessati lungo l'intero
dell'intero asse sarà istituito un senso unico alternato regolato da semafori o da movieri a seconda della situazione e del traffico. L'intervento proseguirà sino al 18 ottobre e si fermerà soltanto la domenica e nei giorni festivi. Non è un semplice rifacimento dell'asfalto, spiega ANAS, ma un ripristino profondo. L'obiettivo, infatti, non è soltanto quello di togliere l'usura superficiale, ma di scendere in profondità per dare una maggiore sicurezza alla manutenzione stradale. Ad occuparsi dei lavori, sottolinea sempre l'azienda, sarà un raggruppamento temporaneo di imprese tra le quali figurano la SAM SPA di Alba e la Giuggia Costruzioni di Villanova Mondovì, entrambe in provincia di Cuneo. Questo filone di asfaltature segue a quello già realizzato nel centro di Carasco e a quello avviato e in corso nel comune di Moconesi. Intanto proseguono gli interventi anche sulla Galleria Madonna della Guardia in zona Velva, lungo la 523 dei Centocroci. Sino a venerdì 19 luglio la galleria sarà chiusa tutte le notti, dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Durante la chiusura, fa sapere ANAS, il traffico proveniente da Sestri Levante sarà indirizzato sulla provinciale 40 verso la località Santuario, con proseguimento sulla viabilità comunale e rientro sulla 523 presso Torza nel comune di Maissana. Il traffico proveniente da Varese Ligure e diretto a Sestri Levante invece sarà deviato sul percorso inverso. In tema di viabilità segnaliamo la chiusura notturna del casello autostradale di Recco, provvedimento preso dalla società Autostrade per consentire i lavori di pavimentazione in vigore dalle 22 di giovedì 18 luglio sino alle 6 del mattino di venerdì 19 luglio. Ad essere chiuso sarà lo svincolo in uscita per il traffico proveniente da Livorno e lo svincolo in entrata per il traffico diretto a Genova. Ora la pagina ecclesiale, una grande partecipazione di popolo ha caratterizzato la processione in onore di Nostra Signora del Carmine a Lavagna. Attorno alla festa si intrecciano diverse storie di devozione, affidamento e preghiera che legano in maniera salda i lavagnesi alla Madre di Gesù. Un saluto che suona come una benedizione al mare, secondo tradizione, ma anche ad una città che sta tornando alla normalità. Lavagna ha celebrato la patrona, riappropriandosi della sua storia e di quella devozione non solo esteriore, manifestata anche attraverso alcuni gesti simbolici. La festa della Madonna del Carmine per i lavagnesi è un avvenimento atteso, un'occasione per riscoprirsi come famiglia, ciascuno con i propri ricordi e i propri grazie da rinnovare a Maria. Tutti i miei ricordi più cari sono qui alla Madonna del Carmine. Vi dico quello più antico che ho. Prima di andare a scuola, nelle scuole Riboli a 10 metri da qui, venivamo a dire le preghiere inginocchiati sui gradini delle balauste, dove allora si faceva ancora la comunione. Ho imparato a servire la messa a questo altare, mi piaceva suonare il campanello, mi piaceva portare il piattino, mi piaceva usare il turibolo. E da cosa nasce cosa? Comunque ecco, credo che la mia vocazione è nata qui in questo santuario. In processione dietro alla statua della Madonna le autorità, tra cui i sindaci di Chiavari e di Ne, le forze dell'ordine, tanti fedeli lavagnesi e tanti turisti. Tra i casceggianti il sindaco neoeletto Gianalberto Mangiante. La Madonna ha riunito i sacerdoti dell'ambito pastorale in un segno palpabile di unità. Come diceva prima Don Stefano, questa sera c'erano tutte le parrocchie e questo secondo me è molto importante. La collaborazione fra le parrocchie, e c'è veramente, è una testimonianza ancora maggiore. Oggi Lavagna ha pregato, e non solo Lavagna ha aiutato a pregare anche i cari turisti che popolano le nostre città, ma anche quelli di altri paesi che sono venuti ad onorare la nostra patrona. E Santa Margherita Ligure si appresta a festeggiare la patrona della città, la cui memoria liturgica quest'anno cade sabato prossimo. Oggi inizia il tempo di preparazione, alle 18 in Basilica la Santa Messa con predicazione, alle 21:30 all'Oratorio San Bernardo si terrà un concerto di violino e viola con Sofia Manvati e Vittorio Benaglia. Domani sera, dopo la messa delle 18, alle 21:30 sul Sagrato della Chiesa in Piazza Caprera, interverrà il teologo Brunetto Salvarani
domani che presenterà il suo libro La buona novella, la vera storia di un disco capolavoro, che racconta le ispirazioni di uno degli album più amati di Fabrizio De André. Sabato, giorno della festa, alle 10 la messa in basilica, alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliario di Genova. Alle 21 il canto del Vespro e la processione. E torniamo a Lavagna, dove trapela un cauto ottimismo sull'organizzazione della prossima Torta dei Fieschi. L'evento clou dell'estate lavagnese, messo in forse da questioni di carattere economico, sta prendendo nuovo slancio grazie alla collaborazione tra Comune e Sestieri. Grande successo per Musica e Gusto, adesso ci si mette subito al lavoro per quello che sarà l'appuntamento clou dell'estate, la Torta dei Fieschi. A che punto stiamo? Allora, manca pochissimo tempo, stiamo lavorando per cercare di realizzare tutto nel migliore dei modi. Non sarà facile. Siamo un comune in dissesto e quindi le problematiche ci sono, sia per quanto riguarda l'organico che possa collaborare fattivamente per la realizzazione della torta, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie. Stiamo cercando di andare incontro a tutte le esigenze dei sestieri che in questi anni si sono sempre prodigati per fare della Torta dei Fieschi proprio l'evento più importante per Lavagna. Il problema è delle risorse, il comune in dissesto non può spendere cifre come negli anni scorsi, per cui c'è anche necessità di reperire fondi, in questo caso eventuali sponsor o comunque sostenitori possono agevolare, comunque venire in aiuto al comune. Sì, allora ci stiamo muovendo per cercare la collaborazione sia dei pasticceri per quanto riguarda proprio la realizzazione e il confezionamento della torta, e per quanto riguarda invece le altre criticità ovviamente siamo sotto organico, quindi stiamo lavorando fattivamente sia per quanto riguarda il piano di sicurezza sia per quanto riguarda invece il corteo. Stiamo provando a vedere se, nonostante il decreto Minniti, sia possibile pensare di nuovo al prolungamento del corteo come vorrebbero i sestieri e come non è stato potuto fare in questi anni. Ecco. La Torta dei Fieschi comunque si farà, su questo c'è fiducia. La torta si farà. La Torta dei Fieschi, grazie. È approdata in porto a Chiavari la storica imbarcazione a remi Udragun in occasione dei 50 anni dalla nascita del nattante. È stata l'occasione per celebrare il compleanno insieme all'Associazione Amatori Palio del Tigullio, che quest'anno invece raggiunge il traguardo di 60 anni. Due associazioni accomunate dal legame con il territorio e dal valore che danno alla storia del remo. 50 anni fa, da una vecchia scialuppa di inizio Novecento e dalla visione del costruttore Ido Battistone, nasceva Udragun, l'imbarcazione a remi divenuta un simbolo delle tradizioni e degli abitanti di Camogli. L'approdo a Chiavari è stata l'occasione per celebrare i 110 anni, insieme all'Associazione Amatori Palio. Il gemellaggio tra queste due realtà intende far rivivere lo spirito della navigazione a remi, nel legame con le tradizioni e il territorio. Siamo venuti a incontrare gli amici di Chiavari, come andremo a incontrare gli altri amici lungo la via che ci porterà alle grazie fra 2 o 3 giorni. Speriamo, come sempre abbiamo avuto un'ottima accoglienza e il Palio ci lega per il fattore remi. Noi remiamo, non facciamo gare, non facciamo competizioni, remiamo per il piacere di remare tutti insieme. Noi compiamo 60 anni adesso dal nostro primo palio, ed è un palio che non è solamente sportivo, ma ripercorre un po' la storia degli 8 comuni, le 8 barche che competono ogni anno. Con il Dragun sono anni che collaboriamo anche in altre manifestazioni. In questa occasione c'è stata anche la consegna di un gagliardetto con un significato particolare. Sì, ci è stato consegnato il gagliardetto da parte della Lega Navale sezione di Chiavari e Lavagna per la questione della plastica, che noi siamo una barca puramente ecologica perché andiamo solo a remi o a vento. Prossime spedizioni in programma? Noi abbiamo un sogno che è in programma nel 2020, vorremmo andare in Canada. Siamo stati praticamente a New York, nel Sud America, nell'altro continente, fare
riprendere un po' quel viaggio che avevamo fatto, che ci aveva portato a New York dal lago Ontario, invece di venire in giù e di andare verso New York, di andare in su, andare verso Ottawa e Montreal. E dal mare parliamo della Via del Mare, lo facciamo attraverso una notizia che troviamo pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. Sono stati infatti pubblicati i bandi dell'Agenzia di Sviluppo GAL genovese nell'ambito del progetto su scala locale Turismo Outdoor la Via del Mare e Cicloturismo nel Levante. I bandi saranno aperti sino al 15 ottobre e sono parte integrante del programma di sviluppo rurale. Sono previsti aiuti finanziari per il miglioramento della Via del Mare, per la riqualificazione e creazione di piccole strutture e infrastrutture legate alla rete ciclabile. Il bando, la Via del Mare, ha una dotazione finanziaria di 90.000 euro ed è rivolto a comuni singoli o associati e associazioni nei territori dei comuni di Avegno, Uscio, Lumarzo, Bargagli, Davagna. Il bando Cicloturismo nel Levante ha una dotazione finanziaria di 320.000 euro ed è rivolto a comuni singoli associati e associazioni localizzati nei comuni di Carasco, Cicagna, Cogorno, Correglia Ligure, Leivi, Mocconesi, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna. Il contributo è al 100% per i comuni e all'80% per le associazioni. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Sì a von der Leyen, ambiente e diritti, il Parlamento risicata elezione della Presidente dell'Unione Europea, della Commissione, si sfalda la sua base, così titola Avvenire in apertura di prima pagina, decisivo l'ok del Movimento 5 Stelle, la Lega sceglie il no, Conte esulta ma ora il governo trema. Una brutta notizia che arriva dal Congo, morto a Goma e l'Organizzazione Mondiale della Sanità pronta a dichiarare l'emergenza internazionale, Ebola torna fuori controllo. Caso Russia, Salvini stavolta sceglie il silenzio e quindi non va a parlare in Parlamento, il PD insorge, il ministro però dice volevano uccidermi. L'intervista alla segretaria generale della CISL Furlan, giusto andare al Viminale, adesso trattiamo. Sanità in Gran Bretagna, bimba senza cura, il nuovo caso Charlie e poi sit-in nella Basilica di Bari, Cacucci Media, andiamo a vedere nelle pagine interne di Avvenire, dignità per i braccianti, protesta nella Basilica Barese, 60 persone, siamo sfruttati, le istituzioni latitano, poi l'incontro con l'arcivescovo Cacucci, dalla vostra parte senza se senza ma, la manifestazione è durata 2 ore, il prelato coinvolgerà gli altri vescovi pugliesi sollecitando l'impegno del governatore Michele Emiliano. Passiamo alla prima pagina del Secolo XIX, la Lega non vota la Presidente europea, Conte si infuria, è un tradimento, il Premier, la scelta del Carroccio contraria agli interessi nazionali, ne pagheremo le conseguenze, ma Salvini a Genova sbotta, i grillini ormai fanno intese con il PD, non esclude elezione. Il commento di Marcello Sorgi, i conti sbagliati che riducono il governo a pezzi. E sul caso Russia, summit al Metropole, scoperto il terzo italiano è il consulente Vannucci. Borsellino, un audio inedito, scortato di giorno, così possono uccidermi di sera. Si lamentava che il pomeriggio lui doveva girare con la sua auto e senza scorta. Alassio pronta a rialzarsi dopo la mareggiata bis, la spiaggia di Alassio divorata ancora una volta dalle onde in questa perturbazione estiva. E poi Agenzia del Farmaco, terapia anticancro bloccata da una nomina, braccio di ferro sui vertici. E ancora Rapallo e Zoagli, 29 hotel si ribellano a Booking, troppe commissioni. Ancora dalla prima pagina del Secolo XIX, Santa Margherita, via Singhiozzo per il divieto antifumo in spiaggia, l'ordinanza parte a Singhiozzo, l'arenile comunale di Ghiaia è senza cartelli e aree fumatorie, alcune zone ancora da delimitare, altre sono già attrezzate. Ricordiamo che la sanzione massima per i trasgressori che fumano in spiaggia è di 500 euro. Risponde il sindaco Donadoni, la situazione sarà regolare entro il fine settimana. Ancora dal Secolo XIX, ma a Sestri Levante, manifesti contro il depuratore di Ramaia, ad affliggerli in città e nei negozi, è il Comitato per la salvaguardia di Santa Margherita di Fossalupara che dice noi non ci fermiamo. La cronaca dalla redazione, per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina, un aggiornamento che arriva da Sestri Levante dove 2 persone di 31 e 23 anni sono state arrestate dai carabinieri a seguito di un episodio avvenuto nel centro cittadino. I 2 sono stati sorpresi dall'equipaggio radiomobile mentre tentavano di rubare una bicicletta.
Per fuggire i due si sarebbero divincolati energicamente, venendo però bloccati dai militari. Accompagnati poi in caserma, identificati, sono stati arrestati per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Nello stesso contesto il 31enne è stato anche denunciato per aver fornito false informazioni sulla propria identità durante la fase del fotosegnalamento. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Noi ora parliamo di sport, di calcio. La Lavagnese ha annunciato un'importante riconferma per il centrocampo bianconero. Matteo Allucci farà ancora parte della truppa lavagnese. Il giovane, dopo una trafila nel settore giovanile della Virtus Entella, ha collezionato nelle ultime 2 stagioni 34 presenze e 2 reti con la maglia bianconera. Lo vediamo nella foto. E con questa notizia di sport si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.